Buonasera a tutti dall'ippodromo del Savio di Cesena. Cominciamo la riunione di oggi col premio AISM. Sono gentleman proprietari in sulchi a cavalli di 4 anni. Sono rimasti solo in 4 dopo i ritiri del 2, il 4 e il 5. 1 Caterpillar Jet, Giuseppe Marseglia. 3 Casper, Leonardo Vastano. 6 Citrosodina Oil, Andrea Orlandi. 7 Carabiniere Pell, Giuseppe Leanza. Partita piano Citrosodina Oil. Veloce Giuseppe Marseglia con Caterpillar Jet che rimane al comando, mentre Carabiniere Pell rientra a Casper. Vediamo le scelte di Leonardo Vastano, per adesso è al largo, mentre serra sotto anche Citrosodina Oil, che però si getta di galoppo dopo 200 metri. 14,9 la prima frazione, con Citrosodina Oil che viene squalificata, e quindi già erano 4 e rimangono addirittura in 3 con Caterpillar Jet che saldo al comando. 29,2 il primo quarto, mentre in seconda posizione Carabiniere Pell a precedere Casper. Arriviamo al paletto dei 600 metri passati dall'allievo di Giuseppe Marseglia, 44,6 per il figlio di Elgrado B, mentre Leonardo Vastano accenna a spostare nuovamente, ma il ritmo è sollecito. Avanza però ora Casper. Dopo la frazione qui davanti alle tribune in 14,9 viene fuori un giro in 59,5. Carabiniere Pell sempre secondo. Sembra un po' un anticipo della finale a 3 del Super Frustino di martedì prossimo, essendo praticamente solo in 3. Sembra un po' in difficoltà al comando Caterpillar Jet. Tanto chilometro in 1,15,5, insiste al largo Casper, poi Carabiniere Pell che si prepara alla terza ruota, alza bandiera bianca Caterpillar Jet e passa Casper a 400 metri dalla conclusione. 15,8 la frazione di là, ma al suo seguimento si mette Carabiniere Pell, quindi Casper contro Carabiniere Pell che viene molto tonico. Siamo a 200 metri dalla conclusione, l'ultima curva viene passata in 16, sono un po' stanchi, ma Carabiniere Pell al largo sembra avere argomenti migliori. Insiste al largo Carabiniere Pell, ma prova a rientrargli Casper. Si rallenta Carabiniere ed è Casper che alla fine si difende su Carabiniere Pell, mentre più indietro Caterpillar Jet, parziali un po' al contrario, 1,16,1 la media al chilometro per Casper. Leonardo Vastano alla guida, anche alla proprietà ovviamente Nicola Amerola al training per il castrone da Mirtillo Rosso, che sembrava un po' in difficoltà all'ingresso in retta d'arrivo, ma anche Carabiniere Pell era più brillante, poi ha avuto un piccolo arresto e alla fine si è difeso bene Casper e vince di quasi una lunghezza alla prima di Cesena.